A Rivinelago è stato presentato un progetto, comunque un bando riguardante il distretto urbano del commercio. Ci può spiegare quelli che sono i dettagli principali di questa iniziativa e quali sono le finalità? Beh, allora è un'iniziativa recente, il bando è uscito il 19 giugno di quest'anno, è a disposizione dei distretti urbani del commercio che hanno fatto richiesta dal 2023 in avanti oppure che non hanno partecipato a bandi precedenti, ed è un'opportunità interessante in questo caso per il distretto urbano del commercio dei 5 comuni della Vallata. Si tratta sostanzialmente, per le aziende che decidono di aderire all'accordo operativo, di sostenere degli investimenti per migliorare la propria offerta commerciale, investimenti che possono ottenere un beneficio fino al 50% dell'investimento stesso. Ci può ricordare qual è insomma la cifra in palio e quali sono le principali tempistiche da considerare? Sì, allora il bando del 2026 ha uno stanziamento leggermente inferiore a quello del 2023, parliamo comunque di uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro a livello regionale. Il progetto può cubare al massimo 270 mila euro e aggregare un minimo di 3 aziende che dovranno investire una somma minima di 15 mila euro ciascuna. È comunque un'opportunità interessante perché parliamo di comunque unità locali di una certa dimensione, quindi è un'opportunità per l'azienda di andare a rivisitare quelle che possono essere attrezzature, arredi, sistemi di e-commerce e quello che può essere necessario per migliorare l'offerta commerciale. Entro quando bisogna presentare queste domande? I tempi sono un po' stretti, le domande possono essere consegnate in via telematica a partire dal mese di settembre fino al mese di gennaio, i primi giorni di gennaio 2027. Quindi la raccomandazione che noi facciamo ai commercianti appartenenti al distretto urbano del commercio dei 5 comuni della Vallata è di decidere in maniera abbastanza rapida, diciamo entro la fine del mese di settembre, per poter consentire poi al promotore di compilare la domanda e presentarla nei termini adeguati. Ci può ricordare quali sono le caratteristiche delle imprese che il bando accoglie e invece quali il bando non prevede? Sì, allora devono essere piccole e medie imprese la cui unità operativa si trova all'interno del distretto urbano del commercio, che in questo caso è composto dall'intero territorio comunale dei 5 comuni della Vallata. L'altra domanda, scusi? E quali sono le Le caratteristiche? caratteristiche allora, fondamentalmente è tutto il mondo del commercio, in linea di principio. Ci sono alcune esclusioni, che sono le aziende ovviamente che commerciano armi o che non hanno punti di accesso al pubblico o esclusivamente vendor machine o le famose macchinette con cui vengono distribuite bevande, dolciumi, eccetera, eccetera. In generale è una platea piuttosto ampia che può essere coinvolta all'interno di questo bando. Su questo tema noi abbiamo creato anche una presentazione ad hoc che verrà distribuita a tutti i partecipanti alla riunione ed è stata distribuita anche alle amministrazioni comunali che sono pronte a rispondere alle eventuali esigenze dei commercianti. Per chi è ancora indeciso, comunque non è del tutto convinto di partecipare, può ricordare qual è la finalità e soprattutto i benefici di questo Allora, bando? i benefici sono notevoli. Sappiamo che il mondo del commercio di vicinato attraversa un periodo di difficoltà a causa delle vendite online, a causa dei grandi centri commerciali. C'è però progressivamente una riscoperta del commercio di vicinato e dei vantaggi che porta in termini anche di esperienza nei confronti del consumatore e anche del turista che viene a visitare questi luoghi. Ricordiamo che questi sono luoghi che hanno una crescita turistica importante. Da questo punto di vista la Regione Veneto ha voluto, come dire, con questo bando e non solo, incentivare il miglioramento dell'offerta commerciale dei negozi appunto di vicinato a favore della collettività e coloro i quali ancora popolano questi centri storici.